Buonasera, ben trovati a un'altra puntata di Screenshot. Si avvicina il Natale, un periodo che di solito è di festa e lo sarà anche quest'anno, ma sarà probabilmente una festa in tono minore perché ci sono molti problemi che attanagliano le famiglie, le imprese, insomma il caro bollette, un'inflazione galoppante, insomma l'abbiamo visto. C'è sicuramente voglia di avvicinarsi a queste festività con una indole insomma diversa rispetto al passato, però insomma sicuramente il periodo natalizio va comunque in qualche modo festeggiato con la famiglia, con i propri cari. È un periodo che naturalmente è molto importante anche dal punto di vista del commercio, perché è quello nel quale si fanno i maggiori affari. Allora questa sera insomma cerchiamo di vedere luci e ombre di questo periodo, perché da una parte il mercato del lavoro ci dice che in vista ci sono tante assunzioni, sono 25.000 per la nostra regione e quindi questo fa ben sperare, dall'altra invece arrivano segnali sui consumi molto diversi, e cioè gli italiani, i friulani in modo particolare, insomma quest'anno preferiranno spendere meno per le festività natalizie rispetto al passato. Dati che arrivano da due ricerche che sono state presentate oggi nella sede udinese di Confcommercio, che sono state commissionate dall'ente bilaterale del terziario del Friuli Venezia Giulia a IRES FVG per quanto riguarda il mondo del lavoro e a Format Research per quanto riguarda i consumi in vista del Natale. Partiamo noi allora questa sera dall'occupazione, dal mondo del lavoro, sentendo appunto l'ente bilaterale del terziario e i dati forniti da IRES FVG. Vediamo. L'ente bilaterale ha commissionato a IRES e a Format questo osservatorio per avere sempre di più la reale situazione di che cosa succede nella nostra regione. Questi dati fondamentalmente ci servono soprattutto per due motivazioni. Una naturalmente per avere la fotografia reale della situazione, ma soprattutto per tarare e indirizzare le iniziative che l'ente bilaterale fa ai lavoratori e alle imprese. Questi dati ci servono sostanzialmente per evitare di fare, situazioni sconnesse. Faccio degli esempi: noi forniamo, alle imprese e ai lavoratori dei ristorni economici per dare una mano a salvaguardare il futuro. Per le imprese abbiamo la necessità di rafforzare la formazione, mentre per i lavoratori abbiamo la necessità di dare dei sostegni al reddito che deve essere tarato per le necessità, evitando i doppioni che in questi ultimi periodi si sovrappongono con quello che fa lo Stato. Faccio un esempio: noi diamo un sostegno, certamente dei contributi a sostegno per la conciliazione del tempo per quanto riguarda il lavoro, nel senso che se si portano i bambini all'asilo piuttosto che a scuola o questo, diamo un contributo a sostegno per sostenere questo, perché uno dei problemi che noi abbiamo riscontrato è proprio questa sempre più difficoltà di far coincidere le tempistiche della famiglia con le tempistiche del lavoro. Immagino che questo riguardi in modo particolare le donne, per le quali avrete un occhio di riguardo. Certamente i nostri settori, turismo e commercio, sono prevalentemente occupati dalle donne. Le donne naturalmente non solo lavorano nelle imprese, ma lavorano anche a casa, e la difficoltà è proprio questa, è una delle motivazioni che si fa sempre più fatica a recuperare manodopera. Uno dei problemi che noi stiamo proprio riscontrando è che la conciliazione della vita familiare con la vita lavorativa che questa società impone è sempre più difficile. I corsi di formazione servono per creare i profili professionali. Abbiamo anche la necessità però di dover incrementare queste formazioni in maniera particolare. Naturalmente le imprese ci vengono dietro questo. Uno dei problemi è che purtroppo gli spazi per poter fare la formazione sono sempre spazi che vengono creati extra lavorativo, conseguentemente con tutte le difficoltà e i costi connessi rispetto a questo. Su questo l'ente bilaterale, nel limite delle sue possibilità economiche, interviene. Sul fronte dei giovani invece come cercate di impattare, visto magari anche lì con qualche maniera, visto la difficoltà a trovare anche i ragazzi che insomma si mettono in gioco in certi ambienti, turismo soprattutto? La difficoltà dei giovani, abbiamo riscontrato questo: i giovani non è che non sono volenterosi, i giovani sono volenterosi. Il problema è che questo modello di società che si è venuto a creare crea delle false aspettative. Il mondo del lavoro e il mondo reale è completamente diverso rispetto al mondo virtuale. Prima si faceva accenno che si fanno fatica a trovare cuochi, camerieri e altro. Perché? Perché sono professioni che una volta si facevano, sacrifici si facevano. Oggi in un contesto dove tutto è bello, tutto è facile, tutto è remunerato in maniera significativa, quando tu approcci a questi mondi di grandi sacrifici o di grandi rinunce diventa difficile per i giovani affrontare questo. Certamente questa società non li aiuta. Ecco.
Naturalmente le retribuzioni sono basse, non sono sempre commisurate rispetto ai sacrifici che vengono fatti. Il problema però vero è un altro, che noi abbiamo, voglio dire, un paese virtuale e un paese reale. Nel paese virtuale le paghe sono, voglio dire, stratosferiche, nella realtà, voglio dire, le paghe sono bassissime, anche perché poi naturalmente sono settori dove l'occupazione in termini di orari è minore rispetto all'industria. L'industria è un'occupazione fissa 40 ore nei nostri settori, 40 ore ormai è diventato, voglio dire, una chimera, oltretutto sviluppata su 7 giorni, 365 giorni all'anno diventa veramente pesante, diventa difficile. Però il problema economico delle retribuzioni basse c'è, ecco, questo è un problema che naturalmente ci portiamo avanti da diverso tempo e nessuno, voglio dire, dei governi riesce a risolvere in maniera, voglio dire, definitiva e concreta. Dei dati che sono stati dati oggi, quello che la preoccupa di più è fa più ben sperare. Allora, quello che ci preoccupa di più è questa situazione rispetto al settore che noi rappresentiamo, cioè nel senso delle piccole realtà, la preoccupazione proprio delle piccole realtà, laddove voglio dire c'è un clima anche familiare, dove c'è, diciamo così, la possibilità di interagire con il valore umano. Questo ci preoccupa perché naturalmente sempre di più si dà possibilità o si dà per scontato che il sistema, le macchine, l'informatica, internet riesca a sostituire le persone. In realtà, voglio dire, le persone sono sempre un punto di riferimento e io credo che mai come oggi c'è la necessità di avere, voglio dire, un rapporto con le persone, diciamo così, reali, non con le macchine. Basta vedere solo quando uno deve telefonare a un servizio, c'è un risponditore automatico che per trovare una persona ci vuole mezz'ora, ecco. E così è anche il piccolo negozio, ecco. Questo è, diciamo così, la nostra preoccupazione maggiore, nel senso che sempre meno, voglio dire, la gente utilizza questo rapporto con le persone, ma sempre di più lo utilizza, voglio dire, col sistema, con la macchina e con l'informatica. Invece quello che la fa più ben sperare. La più ben sperare è che, diciamo così, prima o poi la gente si accorgerà che bisognerà ritornare un po' indietro, bisognerà ritornare ad avere, voglio dire, e valorizzare la persona. Il lavoro della persona deve essere sempre più valorizzato rispetto, voglio dire, un qualcosa che oggi, voglio dire, viene sempre meno. Alessandro Russo, ricercatore di IRES FVG, per presentare insomma, quelli che sono gli ultimi dati sul mercato del lavoro, insomma una panoramica, che cosa emerge? Sì, diciamo che i dati che riguardano il terziario della nostra regione ci dicono che per quanto riguarda il mercato del lavoro c'è una tenuta anche in questo momento che si prospetta ancora difficile e quindi abbiamo una ripresa rispetto, nella prima parte dell'anno, una ripresa rispetto al periodo peggiore della pandemia, quindi al 2021 e anche al 2020 e come prospettiva un rallentamento delle assunzioni che appunto ci dice che probabilmente stiamo attraversando una fase più difficile anche dal punto di vista della domanda di lavoro. Nel complesso comunque, anche rispetto alle aspettative più negative del recente passato, ancora c'è una tenuta insomma, come linea generale. Ecco, anche a livello di numeri, insomma, le unità insomma, sono parecchie. Ecco. Sì, diciamo che abbiamo un trimestre da novembre a gennaio del prossimo anno, sono previste circa 25.000 imprese, assunzioni da parte delle imprese dei servizi nella nostra regione e il lato che emerge come interessante secondo me è che comunque su alcune figure, in particolare nel turismo, quindi cuochi, camerieri, figure tipiche del turismo, c'è ancora una difficoltà nel reperimento delle persone. In 2 casi su 3 sostanzialmente, questo perché una delle possibili spiegazioni è legata proprio anche al discorso demografico perché abbiamo sempre meno giovani e questo è un bacino che si sta svuotando che era tipicamente appannaggio un po' di questi settori, quindi infatti se vedete anche i dati poi metà delle figure sono previste under 30 come in entrata, quindi, e ce ne sono sempre di meno obiettivamente, anche proprio è un dato strutturale che la nostra regione in particolare dove nella nostra regione è peggiore rispetto un po' al contesto nazionale. Ecco, per quanto riguarda invece gli ammortizzatori sociali nel terziario, qui le cose stanno andando un po' meglio. Beh sì, questo in generale perché dopo i valori record del 2020 che si stanno quasi azzerando le ore richieste, come era fisiologico che fosse, quindi questo è un altro segnale insomma, di superamento della fase più difficile della pandemia. E questo abbiamo visto per esempio tra i vari settori, il turismo era uno di quelli più penalizzati durante la pandemia, invece uno di quelli che è uscito meglio, salvo poi adesso avere una nuova fase insomma, ancora un po' attendista insomma,
probabili difficoltà per il contesto che conosciamo. Sì, questo si innesca anche con il fatto della crisi energetica che sicuramente sta pesando e sta colpendo anche le imprese del terziario naturalmente. Sì, questo sui consumi, quindi pensiamo al commercio, visto che appunto si avvicina anche il Natale e quindi nelle previsioni che verranno illustrate oggi si vede che insomma probabilmente l'anno scorso erano più brillanti, saranno meno brillanti quest'anno i consumi rispetto al passato. Insomma. Per quanto riguarda appunto la crisi energetica, come ne escono sì, anche le aziende? Chiaramente ha un impatto sui consumi, nel senso che abbiamo visto tutti l'inflazione che sta raggiungendo le 2 cifre anche nella nostra regione, quindi questo è un dato sicuramente che ha un impatto importante sui consumi, sugli acquisti delle famiglie e quindi anche sulla riduzione appunto del potere d'acquisto, e quindi questo è un dato che purtroppo ci accompagnerà ancora per un periodo relativamente lungo. C'è un altro dato che è quello che il comparto un po' invecchia e anche questo ha delle ricadute fronte INPS. Sul discorso demografico relativo proprio al lavoro autonomo nel commercio e nel turismo. Gli iscritti alla gestione INPS appunto dei cosiddetti commercianti, che però riguardano anche il turismo, sono in continuo calo e sono tra i più vecchi in Italia, perché per quasi il 60% sono over 50 ormai, quindi se pensiamo a un discorso anche di capacità di innovazione, di ricambio generazionale, vediamo che è molto debole e appunto le nuove iscrizioni sono sempre meno anche nella nostra regione. Qui ci sono differenze tra province, ecco, oppure... Sì, più o meno diciamo le nostre sono ai primi posti a livello Gorizia in particolare, più o meno siamo tutti, a parte Pordenone, l'unica che anche appunto dal punto di vista demografico è quella messa un po' meglio, e quindi anche, si riflette anche in questi dati, anche appunto sul lavoro autonomo più giovane rispetto al resto della regione, però diciamo che la tendenza un po' è uguale un po' in tutta la regione, un po' più accentuata appunto Gorizia, Trieste, ma ormai anche Udine. Insomma. Possono già trarre delle prospettive per il 2023? Ma sicuramente sarà un anno più difficile del 2022, dove insomma, vediamo anche i dati dell'economia in generale, si giocava insomma, di un ingresso nell'anno ancora piuttosto positivo rispetto al passato, e quindi diciamo che sicuramente sarà un anno più difficile, anche se forse rispetto alle più fosche previsioni iniziali si sta dimostrando una tenuta anche delle piccole e medie imprese regionali e nazionali migliore del previsto. Questi quindi i dati presentati da IRES e FVG. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ritorniamo poi per vedere anche quale sarà il Natale per i friulani, che cosa compreranno, quanto spenderanno, dove lo faranno. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, come detto prima della pubblicità, adesso vediamo insomma quale sarà il Natale dei friulani. A stilare questa sorta di indagine è stata Format Research per l'ente bilaterale del terziario del Friuli Venezia Giulia, e insomma questo ci farà capire quali saranno le indicazioni per il Natale, sicuramente in tono minore, perché una persona su 4 quest'anno non farà i regali, però insomma gli altri li faranno, e anche se in modo minore contribuiranno insomma a dar vita alla nostra economia. Allora, tutti i numeri forniti da Format Research li sentiamo in questa intervista. I friulani continueranno a fare gli acquisti per i regali di Natale, così come del resto l'hanno sempre fatti. Oltre il 75% acquisterà un dono, prodotti enogastronomici, giocattoli per i propri figli, per i propri genitori, per i propri partner, però oltre l'84% circa dei friulani ritiene che anche il Natale del 2022 sarà un Natale in qualche modo vissuto in maniera dimessa da parte degli italiani. Perché? Perché in qualche modo l'incertezza del momento, l'aumento dell'inflazione, la guerra in qualche modo abbassano quelle che sono le aspettative dei consumatori verso il Natale e quello che potrebbe significare. Insomma, dopo 2 anni di pandemia avremmo potuto aspettarci un Natale diverso, così non è, non sta venendo meno la fiducia, ma certamente le aspettative dei consumatori friulani si sono abbassate. Sì, insomma, si è visto che il caro bollette pesa, la preoccupazione, insomma, quali sono le preoccupazioni dei friulani in modo particolare? Ma le preoccupazioni in qualche modo hanno a che fare con la necessità di essere messi di fronte ad una riduzione dei consumi. Voi sapete che il paniere, in qualche modo il pacchetto dei consumi, delle spese
dei consumatori è fatto sostanzialmente da due parti. C'è una parte che è costituita dalle cosiddette spese incomprimibili, che sono costituite dagli affitti, dal pagamento dei mutui, dal pagamento delle stesse bollette, e poi c'è una parte invece che è destinata a pagare i consumi, le vacanze, e che in qualche modo è quella più brillante, quella che poi fa crescere. Ora, quando il costo delle bollette aumenta, il costo degli affitti aumenta, la parte incomprimibile, quella sul quale il buon padre di famiglia non può agire, deve solamente limitarsi a pagarla, è ovvio che poi a soffrirne sono i consumi, e questo naturalmente preoccupa i consumatori friulani, in realtà preoccupa i consumatori ovunque nel Paese, ed è un peccato, perché se da una parte è vero che l'inflazione si raffredda, dall'altra però diminuisce anche il tenore di vita dei nostri concittadini. Abbiamo visto che c'è anche molta preoccupazione per la perdita del posto di lavoro, nonostante nella nostra regione, diciamo, l'economia vada abbastanza bene. Sì, quello, diciamo, è un dato più che altro di sentiment, perché a fronte di circa un quarto dei lavoratori del terziario che teme che in qualche modo possa venire messo in dubbio, in discussione il proprio posto di lavoro, poi in realtà le statistiche ci dicono che in realtà il Friuli Venezia Giulia, anzi, è tra le regioni d'Italia dove la perdita del posto di lavoro, o quantomeno i flussi di entrata e uscita dai vari posti di lavoro, è tra le più efficienti del Paese, quindi in realtà sono paure in larga parte infondate. Però il timore, l'incertezza che stiamo vivendo, e l'incertezza non è mai una, diciamo, compagna di viaggio simpatica da augurare a nessuno, in qualche modo poi impatta sull'ottimismo delle persone. Sì, e condiziona, vediamo anche qual è il budget di spesa che hanno i friulani per questo Natale e quali sono i canali che utilizzeranno in maniera particolare per fare acquisti. Allora, il budget di spesa, diciamo, a persona è 154-160 euro. Vediamo che la maggior parte dei friulani, il 95%, spenderà fino a 300 euro per i regali, la parte restante spenderà ancora di più. Si spenderà un po' meno rispetto agli anni passati, però quantomeno si spenderà, questa è una buona notizia. C'è un recupero dell'utilizzo dei negozi di prossimità per acquistare i regali dei quali si ha bisogno, questa è sicuramente una buona notizia. Si acquisterà presso le catene della grande distribuzione, si acquisterà moltissimo anche su internet, dove magari non si spenderà come presso i negozi di prossimità, però si acquisterà moltissimo anche su internet. L'online in Friuli Venezia Giulia è ormai un canale del tutto accreditato per fare i propri acquisti da parte dei consumatori. Molti li hanno già fatti questi acquisti proprio anche per questo motivo, poi ci sono i ritardatari, quelli che aspettano insomma l'ultimo minuto. Sì, oramai in Friuli Venezia Giulia, diciamo, la maggior parte delle persone i propri regali li hanno già fatti, c'è un 15-20% di ritardatari che li farà in questi giorni, moltissimi li hanno fatti approfittando degli sconti del Black Friday, però diciamo che ci avviamo a questo periodo di festività, saranno certamente serene, quindi non è un augurio ma è una certezza. Noi speriamo, siamo certi che saranno delle festività ottime, e auspichiamo anche un 2023 dove senza guerra, con molta meno inflazione, molta più serenità per tutti. Sì, questo per quanto riguarda i consumatori, per quanto riguarda i commercianti, anche lì devono fare conto con tante spese che sono naturalmente aumentate. Come saranno anche i prezzi, perché poi devono riversare questi costi, ma spesso insomma li assorbono. Terziario in generale, pubblici esercizi, sì, c'è un aumento dei prezzi, ma l'Istat conferma come l'aumento dei prezzi al dettaglio sia estremamente più basso, un ordine di grandezza inferiore rispetto a quella che è l'inflazione alla produzione. Che cosa sta succedendo? Che i commercianti stanno acquistando a prezzi molto più elevati le merci delle quali hanno bisogno, ma le stanno rivendendo con un aumento del prezzo minimo. La differenza la stanno incorporando loro, questo significa riduzione dei margini. Il commerciante, il ristoratore, chi gestisce un bar si rende conto che più di tanto il prezzo al consumatore non lo può aumentare, per cui si adatta a pagare molto di più quello che acquistava prima rispetto a quanto lo pagava prima, lo paga molto di più, ma certamente non lo può rivendere al consumatore a un prezzo
diciamo, estremamente più alto. L'aumento è minimo, però questo significa per tantissime imprese incorporare nell'ambito dei propri bilanci l'aumento dell'inflazione e vedere ridotti i propri margini. Dalla vostra ricerca che cosa emerge? Qual è il sentiment diciamo, dei commercianti oggi? Come stanno affrontando questo periodo? Come guardano il futuro? Beh, diciamo che la fiducia in generale delle imprese del terziario è certamente diminuita. Per fortuna non sta diminuendo la fiducia nell'andamento della propria attività economica, questo lo rileviamo in realtà da altre indagini che stiamo conducendo in questo periodo. La fiducia nell'andamento della propria attività resta, e questo anche perché in Friuli Venezia Giulia le imprese in qualche modo operano nell'ambito di un network, di una rete più vasta che in qualche modo potremmo chiamare di solidarietà, perché da una parte abbiamo le imprese, poi abbiamo però le associazioni, abbiamo la pubblica amministrazione, abbiamo le camere di commercio, abbiamo una regione che in qualche modo è vicina al territorio. Tutto questo fa sì che l'impresa non sia sola, non si senta sola, ma operi all'interno di un sistema dove in qualche modo, se c'è una difficoltà forte, tu sai che qualcuno può forse aiutarti. Quindi questo in qualche modo aiuta, e aiuta anche le imprese a avere fiducia nell'andamento della propria attività economica. Ecco, anche sul fronte della formazione, insomma, c'è un dato che ci dice che insomma, non si rinuncia a farla. Vero, nonostante la riduzione dei margini, la possibile riduzione dei ricavi nei prossimi mesi da parte delle imprese, rinunceranno alla formazione molto meno rispetto ad altre forme di investimento. Questo perché? Perché il personale, i lavoratori sono considerati asset fondamentale della macchina dell'impresa. Insomma, si fa impresa con i collaboratori che sono intorno a noi, che ci accompagnano nell'attività di tutti i giorni. Solamente il 3% delle imprese del terziario rinunceranno a fare formazione non obbligatoria. La maggior parte delle imprese farà la formazione non obbligatoria che aveva previsto di fare per i primi mesi del 2023, e questo in qualche modo è un bellissimo auspicio ed è un bellissimo segnale per il futuro, perché significa che le imprese nel futuro ci credono, e ci credono al punto da ritenere fondamentale la formazione dei propri collaboratori. Sul fronte caro bollette e costi aumentati, quali sono le contromisure che poi i commercianti stanno cercando di mettere in piedi? La maggior parte delle contromisure hanno a che fare con un miglioramento delle proprie politiche energetiche, per cui significa risparmio energetico, magari non tenere accesi tutti gli strumenti o i macchinari, lasciando spenti quelli dei quali non si ha bisogno. Ma insomma, per molti versi si tratta di misure che potranno giovare fino a un certo punto al bilancio delle imprese. Restano le difficoltà. Abbiamo visto prima che il commerciante non sta aumentando, come del resto non aumenterà più di tanto il prezzo ai consumatori, e questo fa sì che la capacità delle imprese di far fronte al proprio fabbisogno finanziario, al peggioramento dell'aumento dei costi, in qualche modo se lo terrà, sarà l'imprenditore, sarà l'impresa che in qualche modo dovrà farvi fronte. Natale in tono minore, insomma, ma pur sempre Natale, luci e ombre, insomma, che ci portano a questo periodo natalizio. Questo abbiamo cercato di raccontarvi questa sera. Grazie per averci seguito e buona serata.